Abitavo dove lui c'ha la campagna, ma non credevo a una cosa del genere, non credevo proprio. Sì, non so neanche cosa dire, sono rimasto male. Ma che famiglia era? Per me era buona, ma però, visto quello che è successo, sono rimasto proprio male. C'è smarrimento a Ponte di Piave, dove Enzo, l'ex moglie Margherita Ceschini e le figlie hanno abitato per anni in questa villa a ridosso della locanda Roma, immobile di loro proprietà e attualmente chiuso. Tutti li ricordano come una famiglia riservata. Bisogna andare indietro nel tempo che abitassero qui, un po' chiusi per sé, ha capito? Erano un po' chiusi per sé. Qui aveva il locale, ha cambiato 2 proprietari, poi l'ultimo non so perché sia andato via, o per questioni di affitto o per altri motivi, non saprei dirvi il perché. Io non sapevo quasi niente, sapevo che non vivevano più assieme, però sinceramente non posso dire nient'altro perché ero troppo distante. Qui nella villa del centro di Ponte di Piave ogni tanto si vedeva ancora Enzo che faceva la spola avanti e indietro da Negrisia, dove si era trasferito da anni, tra i campi e i vigneti di famiglia, e dove poco prima dell'alba sono arrivati i carabinieri. Ho sentito un momento di sirena, però dopo io non so dirle. Non è chiaro se al momento dell'arresto nella cascina fosse presente anche la 32enne dominicana, collaboratrice domestica, diventata la compagna, una presenza fissa, raccontano alcuni vicini di casa, senza voler comparire, così come non vuole comparire il fratello di Enzo, Roberto, che chiede il silenzio. I rapporti tra i due comunque erano molto deteriorati. Si fa portavoce della sua comunità la sindaca Paola Roma. Intanto ringrazio le forze dell'ordine per l'importante lavoro che stanno svolgendo per portare alla luce i fatti di come si sono svolti. Sono vicina appunto alle figlie della signora Margherita, che appunto è stata una nostra compaesana e che i nostri concittadini, sia a nome mio che a nome di tutta la cittadinanza, la ricordiamo come una persona sempre pronta, disponibile, ma soprattutto una gran lavoratrice. Che venga fatta chiarezza assolutamente in un episodio che è inaccettabile e che venga portata alla luce quello che è accaduto ad una donna che non meritava di morire in questa maniera.